Amici di Veneto Globe, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, buongiorno e ben ritrovati da Michele Borella. Siamo in un consueto appuntamento dedicato alle interviste e agli speciali ed oggi parleremo con Carmine Alfieri, che salutiamo. Buongiorno Carmine, ciao. Grazie Michele, grazie a te. Parleremo di un'associazione vittoriese, la Vittorio Veneto Sub. Ce ne parlerà naturalmente Carmine di questa associazione che si dedica a questa attività sportiva come la subacquea, che ha sempre un suo fascino, no? Sì, come è nata la passione per questo sport? Beh, la passione per il mare, insomma, è sempre stata, affascina comunque molte persone. E molte persone che si avvicinano al mare in modo diverso, perché il mare è diverso per ognuno di noi, e l'attività subacquea offre emozioni assolutamente uniche. Sì. Forse c'è anche una curiosità per andare a vedere questi fondali, scoprire questi luoghi nascosti che il mare... È un mondo da scoprire. È un mondo da scoprire ed è alla portata di tutti, perché veramente non servono doti particolari né addestramenti particolari né doti fisiche particolari. È uno sport che è assolutamente alla portata di tutti. Quindi è richiesta una certa predisposizione fisica comunque, no? per questa attività? Non necessariamente. Pensa che la nostra associazione, che dal 2004 è affiliata a NAD, questa agenzia di certificazione, è specializzata proprio nel formare istruttori in grado di portare persone anche con gravi difficoltà fisiche, anche gravi sott'acqua, pensiamo alle persone cieche o con gravi problemi fisici. Quindi viene vista oltre ad un'attività ricreativa anche associativa, perché riesce a coinvolgere anche... Assolutamente sì. Bene, allora parliamo della Vittorio Veneto Sub. Quando è nata questa associazione? Beh, allora, guarda, è una storia bellissima, nasce nel 1991 dall'intraprendenza di 4 ragazzotti di Vittorio Veneto che per passione e per promuovere questa attività decide di fondare la Vittorio Veneto Sub. Dal 1991 al 2004 la Vittorio Veneto Sub fa parte dell'ACMAS, questa Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee. È solamente nel 2004 che la Vittorio Veneto Sub si affiglia alla NAD, questa agenzia didattica, sempre figlia di CMAS, e si specializza. La nostra scuola diventa così la numero 110 sul territorio nazionale e ha rilasciato in questi anni tantissimi brevetti a tutti i livelli. Ecco, allora possiamo presentarla questa associazione, da chi è composta, come è composto il direttivo, quanti sono gli istruttori, in quanti siete? Allora, attualmente la nostra associazione conta una sessantina di soci. Nel suo staff 4 istruttori, 3 guide subacquee, quindi aiuto istruttori, e poi a scendere tantissimi ragazzi di collaboratori, certo. che se l'adoperano. Quali sono le vostre principali attività che proponete, dove incanalate anche magari i più curiosi, chi si vuole avvicinare anche a questo sport? Certo, il nostro impegno è sempre costante. Durante l'anno vengono promossi corsi dedicati a chi si vuole approcciare a questa attività, quindi dei corsi base che durano 1 mese e mezzo, 2 mesi. Sempre il nostro obiettivo principale è quello di far apprezzare l'ambiente sottomarino, quindi formare persone che poi crescono nel rispetto, no, di questo ambiente, ed è fondamentale per noi. E durante l'anno poi, oltre a questi corsi a vario livello, organizziamo chiaramente so che organizzate anche dei viaggi, uscite, delle uscite. Sì, siamo fortunati, abbiamo pochi chilometri da qui dei mari bellissimi, pensiamo alla Croazia o stesso Trieste. Quali sono le aree le aree ideali dove svolgere questa attività, queste immersioni? Allora, noi tendiamo comunque a svolgere attività dove c'è molta visibilità, perché dove c'è visibilità, dove sott'acqua
l'acqua è limpida, dove ti puoi godere il paesaggio, comunque l'immersione, che è comunque ricreativa, è svolta in tranquillità. E quindi tendiamo comunque a preferire quei mari dove c'è visibilità, dove possibilmente l'acqua è calda, e abbiamo diversi siti. Ad esempio quest'anno stiamo organizzando l'isola del Giglio piuttosto che Lampedusa. A breve, adesso in aprile, andremo in Croazia per concludere il ciclo di corsi, quindi insomma, siamo in piena attività. Ecco, allora, un curioso che si vuole avvicinare, come deve fare, come può fare, come vi può contattare, per esempio? Noi abbiamo una sede che è un luogo bellissimo a Serravalle di Torre Veneto, esattamente sotto la Torre Orologio, una nuova sede, quindi. Appena restaurata, sì, è in un contesto veramente affascinante. La nostra sede è aperta comunque tutti i venerdì sera, adesso promuoviamo un po' l'associazione. Avete tutti un i sito, venerdì immagino? sera. Sì, certo, di Torre Veneto Sub. E appunto contattandoci ci hanno tutte le informazioni sulle attività che sono in corso o che stanno per partire. Ecco, c'è un'età minima che viene richiesta per accedere? No, non c'è un'età minima, in realtà i corsi prevedono anche dei brevi brevetti, così, il primo approccio al mare. La cosa fondamentale è comunque la buona salute e su questo noi siamo molto precisi, c'è una richiesta medica di buona salute e poi da lì si parte con la nostra attività. Quindi basta un certificato di sana e robusta costituzione? Sì, diciamo che non avere particolari problemi, ecco. Bene. Sì. E che cosa vi ha dato in questi anni le maggiori soddisfazioni? Ecco, cosa siete riusciti a abbiamo avuto veramente dei bei riconoscimenti. Tra l'altro in questi anni abbiamo voluto collaborare con alcuni interventi della protezione civile. Abbiamo svolto incontri molto importanti su diverse tematiche, ad esempio sulla biologia marina piuttosto che archeologia marina. Insomma, la nostra attività spazia veramente, sì. A 360 gradi. Esattamente. E come viene svolto un corso per sub? Da che cosa si inizia? Allora, premesso che tutte le attrezzature che vediamo, bombole e quei giubbotti che si usano, che sono i GAV, sono di nostra proprietà, compresi gli erogatori, sempre manutentati. Chi viene a fare il corso poi li prende lì, compreso nel corso. Il corso si svolge così, ci sono delle lezioni teoriche dove vengono spiegate le leggi fisiche e dura 4-5 lezioni e vengono svolte presso la nostra sede. Poi vengono svolte anche 4-5 piscine, in questo caso vediamo l'ultimo corso realizzato nella piscina, nella vasca Tuffi di Belluno, a una profondità di 5 metri, ci consente di provare gli esercizi che poi andremo a svolgere dopo queste 4 piscine direttamente in acque libere al mare. Ecco, il corso abbiamo detto dura quanto? Dura 1 mese e mezzo, 2 mesi. Tra la teoria e la pratica? Sì, compatibilmente poi con gli impegni di tutti. Sì. Si divide maggiormente, crediamo, nella pratica più che nella teoria? Assolutamente sì, la teoria è fondamentale. A termine della teoria c'è anche un test per capire quanto è stato appreso, certo. E poi chiaramente tanta pratica. Il corso è solamente un approccio all'acqua, poi bisogna, come in tutti gli sport, praticare. E più lo pratichi, più diventa facile. Ecco, l'attività si svolge in che arco temporale dell'anno? Immaginiamo con la bella stagione o anche in inverno? Allora, paradossalmente diventa quasi automatico pensare che l'attività venga svolta solamente d'estate, invece no. Le attrezzature che abbiamo oggi disponibili ci permettono immersioni durante tutto l'arco dell'anno, anche in acque fredde. Sì, abbiamo delle mute particolari e poi d'inverno il mare offre panorami e paesaggi diversi che d'estate. Abbiamo della fauna diversa che d'estate, perché poi con l'acqua più fredda i pesci tendono a salire,
e quindi c'è tutto un altro mondo. Ci puoi raccontare qualche aneddoto, Carmine, non so, di cose che vi è capitato magari di trovare così in un'immersione, se si può? Ma sì, ce ne sono tantissimi aneddoti, adesso non saprei neanche io da dove cominciare. Comunque l'aneddoto più bello è che, anzi la cosa più interessante, poi alla fine quando ti trovi in barca e hai fatto le tue immersioni, te le racconti, cucinarci il pesce e aprire una bottiglia di prosecco è sicuramente interessante. Ecco, immagino che per il vostro futuro abbiate anche degli obiettivi, quali sono nel breve, nel medio e nel lungo termine? Beh, l'attività comunque va avanti ed è sempre più richiesta. Da un lato il perfezionamento delle attrezzature, dall'altro lato il perfezionamento delle tecniche di immersione rendono questa attività veramente semplice e adatta a tutti quanti. C'è molto fermento. Poi anche il costo per accedere a questo sport, insomma, è veramente... Si tratterà di una classica quota associativa, immaginiamo? Quota associativa, come tutte le associazioni, certo. E gli obiettivi sono quelli di continuare a crescere, continuare a formare persone che abbiano rispetto di sé e rispetto del mare, e poi creare un gruppo sempre più solido per andare a visitare i mari più belli del mondo. È sempre più affettato. Quindi Vittorio Veneto Sub, un'associazione che conta, abbiamo detto, 60 soci, Sì, ci sono, questi si dividono tra uomini e donne? Certo, certo, assolutamente sì. Quindi una passione che coinvolge anche il mondo femminile? Assolutamente sì. Tra l'altro, posso dirlo, abbiamo nel nostro team una nostra socia che ha visitato praticamente i mari più belli del mondo, ha una bella età e quindi questo ci riempie di soddisfazione. Benissimo. Allora, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, siamo contenti di aver avuto quest'oggi il nostro ospite Carmine Alfieri. Grazie a voi dell'invito. Del Vittorio Veneto Sub, appunto un'associazione che ha questa grande attività che conta 60 soci. Se volete avere maggiori informazioni potete contattare il sito dell'associazione dove riceverete benvenuti. Maggiori informazioni. Terminiamo qui, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, ai quali auguriamo un buon proseguimento di ascolto e di visione dei nostri programmi. Grazie, a presto.